Mieli, mieli, tornati, quanche passi d'ogni mieli, mi vai voglia di vai. Governatus in Betlem, alleluia, unde gaudet Jerusalem, alleluia, alleluia. In cordis jubilum, Christum natum adoremus, cum novo cantico. Perdut quel que Dio nos ha dat e nos continua a donar-nos. Si preparem, offrendo ciò che abbiamo fatto di buono, che il tipo di bene che abbiamo fatto in questa settimana, e lo offriamo a Dio, e da sta stempa che lo mandiamo perdono. Signore, tu che tu has dato a questo il tuo spirito per perdonare i peccati. Tu sei Pietro e su te come pietra, la sua chiesa ha fondato il Signore, le potenze del male son vinte dalla forza di Cristo risorto con le chiavi del regno dei cieli. Tu ci apri il cammino, oh Signore. Pietro allora, rientrato in sé, disse: ora sono veramente certo che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha strappato dalla mano di Erode e da tutto ciò che si attendeva il popolo dei Giudei. Parola di Dio. Benedetto il Signore che libera i suoi amici. Benedetto il Signore che libera i suoi amici. La seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Carissimo, quanto a me, il mio sangue sta ormai per essere sparso in libagione ed è giunto il momento di sciogliere le vele. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la mia corsa, ho conservato la mia fede. Ora mi resta solo la corona di giustizia che il Signore, giudice giusto, mi consegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti coloro che attendono con amore la sua manifestazione. Il Signore però mi è stato vicino e mi ha dato forza, perché per mio mezzo si compisse la proclamazione del messaggio
e potessero sentirlo tutti i gentili. E così fui liberato dalla bocca del leone. Il Signore mi libererà da ogni male e mi salverà per il suo regno eterno. A Lui la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio. Assunt sit carnem Filius, Alleluia. Dei Patris Altissimus, Alleluia, Alleluia. In cordis jubilo, Christum natum adoremus, cum novo cantico. Per Gabrielem nuntium, Alleluia. Virgo concepit Filium, Alleluia, Alleluia. In cordis jubilo, Christum natum adoremus, cum novo cantico. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. La risposta di cui importanza le dà sempre San Pieri, che è il capo degli apostoli, al momento da debolezza, da paura, dal rinnegamento di Calfas davanti del dossier di un altro, per 3 volte che non lo conosce. Non sai se noi si conosciamo anche noi in questa risposta, in questo allenamento di Gesù. Ma dopo Gesù torna a domandare, mi molto bene, pure che altri. Per 3 volte si domanda, e lui gli risponde, Signore, a un certo punto, tu sai che io ti vuoi bene, tu sai che ti vuoi bene. E comincia la seconda avventura, la grande avventura di Pietro come capo dell'Ecclesia, e la prima conseguenza è che la persecuzione. Lui chiama e mette dentro in prigione. Ma lo Spirito di Dio è più forte. Non stai confondi con noi la forza col dominio, con la potenza, che non è la stessa cosa. È la forza dell'amore che ti libera. È la forza della fede, della speranza, che ti dà un significato a quel che tu stai facendo. E che l'altro, San Paolo, l'ha descritto lui, cioè che ormai lo sei è fine di questo. Il mio sangue sta per essere sparso in libazione. Allora riguarda il momento di alzare la sveles. Non sai, c'è tanti che di noi poi come Calarita e San Paolo, ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la mia corsa, ho conservato la fede. Poi di così. No? Ormai si pronto a presentarmi. Però ho avuto tanti momenti difficili, però il Signore è stato vicino e mi ha dato forza. Son, Santa del Signore, Dio inutile, il cielo e la terra, ai son pensi dato gloria. Osanna
su questo regali, perché diventi per noi il corpo e il sangue di nostro Signore Gesù Cristo. Lui durante gli incontri di sua volontà della passione, dove sul pane e fatta la preghiera di ringraziamento, lo crevato, spartirsi i discepoli a dice, chiudete e mangiate tutti, perché questo è il mio corpo che avvegnerà da via per riguardarsi. Per stessa maniera, dopo avvicinata, dove sul chiarice, donata a ringraziato, lo passarsi ai discepoli a dice, chiudete e bevete tutti, perché questo è il chiarice del mio sangue, del Nuovo Testamento eterno, che avvegnerà spanduto per voi, se portate loro a remissione dai peccati. Fate così, in memoria di me. Aiutare da spariere di San Pieri e Paoli, su giovani per l'antenata strada giusta, noti esecutori da spariere dai San Pieri e Paoli, su giovani per diventare voi se per l'antenata strada giusta. Un'altra della loro compagnia tagliata dal Padre. E la benedizione di Dio che non dal Padre, Figlio e Spirito Santo, che venga sola di alti, se